Le infrastrutture devono assumere il valore paesaggistico come principio fondante della qualità della progettazione e della realizzazione, mentre un rapporto armonico e corretto tra infrastrutture e paesaggio crea ricadute positive sul territorio anche in termini di rilancio economico. Sono queste le principali indicazioni della giornata di studio e di confronto promossa dalla Regione sul tema del paesaggio, una grande occasione per il Veneto delle infrastrutture. La nuova frontiera, quella del fare bene. Noi su questa frontiera già ci siamo, basta guardare il passante, che non solo è un'opera utile come tutte le altre opere che abbiamo ormai in corsa, ma è utile per l'economia e per i cittadini, ma è anche bella, o meglio si inserisce in un contesto paesaggistico, in un contesto anche urbano, non in maniera pesante, ma accompagna il paesaggio. È stato presentato a Venezia il rapporto statistico 2009, Il Veneto si racconta, il Veneto si confronta, dedicato alla mobilità. Mobilità come cambiamento, come trasformazione del modo di muoversi, di produrre, di stare nella società. Conoscere e leggere la realtà della nostra regione attraverso le immagini dettagliate del rapporto statistico, secondo l'assessore Sartor, è divenuto fondamentale per avvicinarsi in modo consapevole al terzo Veneto. Credo che i dati dimostrino una relazione forte tra il sistema produttivo veneto che si innova sia come qualità sia come tecnologia dei prodotti e la propria capacità di aggredire i mercati, quindi l'internazionalizzazione. Credo che su questi due termini noi dobbiamo lavorare, cioè creare una forza della nostra impresa che ha già dimostrato di essere flessibile e di aggiornarsi alle possibilità del mercato. Il presidente Galan e l'assessore Donazzan hanno presentato a Palazzo Balbi la prima lista dei prodotti veneti che possono fregiarsi del logo Alimenti in Salute. Si tratta di un'attestazione di sistema e offre la possibilità al consumatore di avere la certezza di distinguere se un prodotto è controllato dalla regione. L'iniziativa prevede anche l'attivazione di figure istituzionali e professionali dell'intero territorio veneto impegnate nella tutela e nella prevenzione igienico-sanitaria degli alimenti. La delega che questa regione ha voluto darsi, che è quella della tutela del consumatore e della sicurezza alimentare, ci rende un'eccellenza in tutta Italia. Il consumatore è il nostro primo interlocutore, ma un consumatore è libero quando è informato e il tema della sicurezza, che viene considerata una priorità, deve essere ben spiegata, deve essere recepita attraverso un corretto stile alimentare e peraltro si favorisce anche una migliore qualità della vita, oltre a favorire i prodotti della nostra terra. Dopo l'incoronazione di Miss Italia nel mondo, la 18enne moldava Diana Curmei, il presidente Galan ha espresso la volontà di portare a Jesolo anche il concorso principale. Miss Italia 2010 potrebbe svolgersi in Veneto.